Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, al sarà pronta a tirarsi fuori de corse a cittadini udinesi. O soi strac alla dit in esclusive ai microfoni di Telefriuli, o vi infattan per queste città, ma Udin si è mostrata ingrate viers dal proprio sindac. E o soi restata anche un po' deludù di qualche professionista che l'ha chiappat parta in quintris dal centri ciampe, alla dit Fontanini, riferenzi a polemiche di schiadenade pox dis fa sulla inquintri de associazioni Illumina. Perché spindisi così tan se dopo la in non è riconoscente, per esempio su via Mercato Vecchio, dove che vi infattan al conclude il sindaco, ma osin anche moi che si lamente. Le declarazioni dal sindaco Fontanini hanno dischiatenat dal sigur reazioni immediate, in particolare des opposizioni in Consiglio Comunale. Fa il sindaco che è un'evocazione e quanche così non è, il bluff si viò da orman alla scritto sul social Alessandro Venanzi, che ha gruppo dal Partito Democratico in Consiglio. Definì Udine una città ingrate, a disinvezze di Maria Rosaria Capozzi dal Movimento 5 Stelle, al Samè singolare e forse al bastares rapportarsi con malcul presunzione e più capacità di scolte. Guardie di finanze, agenzie de sacisis, doganis e monopolis in tal'ambit de attività di vigilanza fatte in tal puar di Trieste hanno intercettato 630 kg di cocaine per un valore di marchià di 20 milioni di euro. La sostanza che vende dal Sud America ieri squinduta in un container in sax di caffè, una volta schiariati, che sono stati ispezionati da funzionari doganai e dai militari de guardie di finanze, implean anche unità cinofilis. Propri chians hanno segnalato la presenza di cocaina in qualche sac, condut che la sostanza fosse messe date in maniera abile ai grans di caffè crudo, forse proprio per confondere l'olfatto dai chians molecolari. È un dei sequestri più importanti mai fatti in tal puar di Trieste. Un operatore a Espulizzis in servizio in tagli uffici sudinesi di FVG Strade e ha mettuto in fuide queste mattine un lari che Alvarez vut accesso in tale edifici di Vie della Rosta di un barcon al prim plan. Queste mattine, poco prima des cin, la femmine se lo ha chiatà di fronte. Berlan, cui cal fosse, c'è che al fosse da ora fa, e ieri vade a mettilo in fuide, disfanti un possibile robarie. L'om che la ghita muse scuvierte, Alvarez furigati in tai scansei, cence in ogni caso rubà nuie. Con la produzione de industrie di manifatturis sempre più automatizzate e interconnettute e con la digitalizzazione ormai imprescindibile per essi competitivi sul mercato, anche la cybersecurity non è più un'opzione, ma è diventa indispensabile per le imprese, proprio per far crescere coscienze e culture aziendali su questi aspetti e per illustrare soluzioni possibili ai nuovi sfidi, si invia di bande di Confindustria Udine il Digital Security Festival 2022. Domani Palme e ospiterà l'Assemblea regionale dal Partito Democratico. Clamade a lei il suo nuovo segretario dopo le dimissioni di Cristiano Sciaurli. Due i candidati, due de zone di Pordenone, la consigliera regionale Chiara D'Aggiau e Renzo Oliva. Saranno 103 i delegati che avranno diritto di voto e basterà la maggioranza dai voti parzielzi a cui rimetti la guida dal Partito Democratico bande le selezioni regionali dal 2023.
Sono stati completati a Udin i lavori per il secondo lot dai listons di Viale Cadore. Passaggi pedonali e piste ciclabili sono stati sistemati senza pregiudicare gli arbui che con loro lidris avevano dissestato la sede stradale. Il primo lot è stato completato quasi 2 anni sin da ora, ha commentato il vice sindaco Loris Michelini, e con questo si è arrivati quasi a terminare che sviali importanti. Gli siechi sono stati slargati e la pista ciclabile è stata portata al stesso livello dal liston, pur tenendo separati ciclisti e pedons. Come o destinare i progetti successivi per completare il viale. 1 ora e 10 di concerto che ha rapito il pubblico, è tocchiata ai cantanti Tosca Vierzi, ieri sera al Teatri Verdi di Manià, la edizione numero 15 dal Festival Vocalia. Morabezza speciale il Sun de Vos, non un concerto semplice, ma per da buon un spettacolo portato con successo in tutto il mondo, costruito con la regia di Massimo Venturiello e la direzione artistica di Gio Barbieri. La cantante romana, pluripremiata, e ha accettato il pubblico col toc la mecchiase, fatti in virtidure di concerto, e ieri accompagnata di una band di livello tant'alto, con la polistrumentista triestine Giovanna Famulari al violoncello, piano e voce, e con che Tosca e ha cantato, fatto un duetto interagì di lunghe esibizioni. Appuntamento con la storia dal basket domani sera a Cividata. Al Palagesteco la Web affronterà la Fortitudo Bologna, la prime sfide per squadre cividine, nassude appena 3 anni sin da ur, quintri una delle società più rappresentative dal basket italiano. La emozione è tante, ha detto il presidente Web Davide Micalic, è un momento tanto importante per noi, tan che perdute Cividate. E è scominciato il conto alle draws per staffette 24 per 1 ore Teleton Udine 2022 che quest'anno si correrà des 15 di sabide ai 3 fin a stesse ore di domenica ai 4 di dicembre a Udin. Il fulcro di manifestazione sarà a Place Primmai, con un percorso di 1500 metri, lungo un anello de Place e traversi il parco dal riguardo, via Sant'Agostin e tornanti in Place Primmai. Le ultime 2 edizioni si sono tenuti in maniera obbligatoria e dome di lontan, modalità che ha permesso d'Utcas di consegnare fonds per ricerche scientifiche sulle malattie genetiche raris. E per queste sere alle 2 novis al torne lunis. Buone serate e mandi.